all'interno di questa società che giudica solo per quello che si ha o per quanto possa essere bello l'involucro, anche privo di anima. Sarei perso nel vuoto, immerso in poche parole, serena nullità. Ho un mostro che passa spesso inosservato tra le sue atrocità. Se accettassi all'interno di questa società che giudica solo per quello che si ha o per quanto possa essere bello l'involucro, anche privo di anima. Sarei perso nel vuoto, immerso in poche parole, serena nullità. Ma rimane un fattore irrilevante perché nella mia società una grave malattia vive in uno stato di perenne ipocrisia. Con le bambine ormai va di moda l'esibizionismo, tutta a far sesso spinto si segue il modello di Paris Hilton. Ho conosciuto questa tipa che mi manda a male, piacere mi chiamo Ale perché non proponi qualcosa da fare. Sì dai, decene ti fai il servizio completo, non ti preoccupare. Pensare che questa fra qualche anno diventerà mia moglie, ho già quasi un infarto. Mi farò prete, tanto per i peccati commessi il Vaticano saprò che mi assolve. Si sono persi i valori fondamentali dai miei amici, ho avuto solo ripercussioni anali. Ora vivo su Facebook, ho contatti su Facebook e faccio l'amore con la mia ragazza solo su Facebook. I giorni in monotonia, preda della schizofrenia. Non so se adesso si viva a pieno, non si vive. Se accettassi all'interno di questa società che giudica solo per quello che si ha o per quanto possa essere bello l'involucro, anche privo di anima. Sarei perso nel vuoto, immerso in poche parole, serena nullità. Ho un mostro che passa spesso inosservato tra le sue atrocità. Se accettassi all'interno di questa società che giudica solo per quello che si ha o per quanto possa essere bello l'involucro, anche privo di anima. Sarei perso nel vuoto, immerso in poche parole, serena nullità. Ma rimane un fattore irrilevante perché nella mia società vedo tutti quanti fuori, tutti quanti senza più lucidità. Come quando canti sopra un palco, balli di notte dentro ad un club. Non trasbordano, i valori si perdono e mentre il gallo canta le bambine si divertono. Per me, se ragazzini invece che stare a guardare le vetrine forse dovrebbero entrarci come ad Amsterdam, visto che questa è la verginità, l'han già persa 13 anni fra. Forse era meglio i rimedi di un tempo, boh, fidanzamento o convento, bro, io non lo so, ma so che sti frati darli in affidamento potrebbe valere a dire stuprati. Mentre la tecnologia avanza mi adeguo, scrivo ad un movimento di massa. Dico tutti quello che in testa mi passa, ma non conto perché mai nessuno mi tagga. Che cazzo bro, ho pochi amici veri, forse più dei tuoi veri, forse meno amici finti, forse amici tuoi credi, forse che pure gli amici miei sono tuoi credi, forse che se aggiungi chiunque vuoi sarai tra i medi. Beh, a me questo non basta, perciò mi confesso qua fra non in stanza su un blog. Sicuramente non batto cassa, però me ne vado in vacanza e non pago un loco. Non faccio lo spaccone, non faccio il paperone, ma vivo come vivo, non come mi dici tu. Se accettassi all'interno di questa società che giudica solo per quello che si ha o per quanto possa essere bello l'involucro, anche privo di anima. Sarei perso nel vuoto, immerso in poche parole, serena nullità. Ho un mostro che passa spesso inosservato tra le sue atrocità. Se accettassi all'interno di questa società che giudica solo per quello che si ha o per quanto possa essere bello l'involucro, anche privo di anima. Sarei perso nel vuoto, immerso in poche parole, serena nullità. Ma rimane un fattore irrilevante perché nella mia società perché nella mia società